Heather McPallister. Signor Sterpin, come molti sto seguendo il caso di Liliana Resinovic dal giorno 1 e come molti mi sono fatto delle opinioni su responsabilità e comportamenti in questi 18 mesi dalla scomparsa di Liliana. Le voglio fare alcune domande ed esprimere qualche mia considerazione. Quando lei conobbe Liliana la prima volta, presumo che Liliana avesse circa 20 anni. Liliana non poteva essere innamorata di lei. Probabilmente era infatuata da un campione locale e ha subito il fascino della fama e il suo carisma. Inoltre Liliana aveva perso suo papà, quindi era facile per Liliana cadere nella ragnatela di un uomo più grande di lei. Un classico quando viene a mancare la figura paterna. Però, come lei ha detto pubblicamente, Liliana fu una delle sue tante ragazzette. Affermazione che si traduce tranquillamente in una botta e via, giusto? Quindi per lei, signor Sterpin, la storiella iniziò e finì lì, indipendentemente dalla durata. Anche se lei ha fatto intendere all'opinione pubblica, signor Sterpin, che inzuppava il biscotto con Liliana ogni tanto, in base a quando uno dei due era libero. Io rifiuto di credere che lei fosse minimamente innamorato di Liliana, perché se lei fosse stato innamorato di Liliana, non si sarebbe sposato 2 volte. A proposito, perché ha divorziato dalla prima moglie? A lei non piacevano le sue avventure con le sue ragazzette? E se Liliana fosse stata innamorata di lei, non si sarebbe mai sposata Sebastiano. Arriviamo ai tempi nostri. All'inizio lei ci raccontò la sua storiella, dicendo che l'amore è sbocciato quando Liliana le ha fatto ricordare la data del vostro primo incontro. Per lei questo era un segno d'amore. E lei, signor Sterpin, si è innamorato di Liliana in quel momento. Queste sono le sue parole, affermazioni dette davanti a centinaia di migliaia di spettatori e ascoltatori. Perché ha mentito? Lei poi ha detto successivamente che la storia andava avanti da 40 anni. Qual è la verità? Perché ha firmato una dichiarazione agli inquirenti dove diceva che si incontrava con Liliana solamente all'ex sede Marathon, ma poi ci ha raccontato di incontri nelle più brutte e sporche piccole cantinette e soffitte di Trieste? Qual è la verità? Signor Sterpin, lei ha un idromassaggio a casa sua o lo ha mai avuto? Lei sa cos'è un idromassaggio, vero? Liliana era una donna molto riservata, così dice di lei la maggioranza di coloro che la conoscevano. Secondo lei a Liliana avrebbe fatto piacere che lei raccontasse a mezzo mondo delle presunte cose intime vostre? Secondo lei Liliana, che era una donna riservata, avrebbe fatto piacere che lei la denigrasse davanti a migliaia di spettatori in merito alla sua scelta di frequentare spa con presenza di scambisti o di andare nelle spiagge per nudisti insieme a suo marito? Lei si è spesso dichiarato un uomo all'antica. Quale uomo all'antica è lei? Quello che rispettava la propria donna e non raccontava mai di cose personali in giro e riteneva che i panni sporchi si lavano in casa? O l'uomo all'antica che faceva il marito padrone, che obbligava la moglie a pulire casa e curare i figli, mentre lui la cornificava dalla mattina alla sera e faceva i comodi suoi? Vogliamo parlare della famosa telefonata delle 8:22? È mai possibile che lei dopo 3 mesi, 6 mesi, 9 mesi, 12 mesi e così via non si è mai ricordato del contenuto dell'ultima telefonata con quella che lei definisce la donna della sua vita? È assurdo che lei non ricorda ogni dettaglio, respiro, variazione di tono, sospiro, stato d'animo dell'ultima telefonata della donna che diceva di amare. Come dice, lei ha già raccontato tutto il contenuto, ma quando? Ha cambiato più volte la sua versione del contenuto telefonate, nel giro di 12 mesi, ma non ha mai raccontato 90 secondi effettivi di telefonata. Signor Sterpin, lei lo sa che sono molti a non credere minimamente a ciò che racconta. Lei stesso ha detto di non aver prove del presunto amore. Perché dobbiamo crederle? Lei ha sempre detto che si ricorda tutto e che sa tutto. Eppure a comodo suo dimentica, non ricorda, cambia versione. Personalmente credo che lei sappia molto di più di ciò che racconta, quindi ci prende tutti in giro. Vede, signor Sterpin, Liliana non si era innamorata di lei. Ci sta pure che Liliana abbia passato un periodo di monotonia familiare ed è apparso lei. Ci sta che Liliana fosse cascata di nuovo nella sua ragnatela di fascino e carisma, pur essendo una donna matura e intelligente. Solito carisma, solita infatuazione, ma lei era ed è oramai un uomo solo. A malapena autosufficiente. Liliana sicuramente si è resa conto di trovarsi tra la solita minestra, ma vivere e chiudersi nel ruolo di badante a tempo determinato. Secondo me nella famosa telefonata
Liliana le ha detto chiaramente che la sua, signor Sterpin, era una fantasia di un uomo vecchio e solo, e che lei stava meglio con un marito, che le offriva libertà e vita.